Imparare a rispettare il proprio corpo curando l'alimentazione, l'igiene personale e l'attività fisica. È questo il tema centrale delle giornate dello sport indette per il secondo anno dalla Regione Veneto e che anche nel Bassanese hanno visto coinvolti migliaia di studenti. Tra loro anche i ragazzi dell'ente di formazione Irigem che ha organizzato 2 giorni interamente dedicati allo sport. Gli allievi della sede di Rosà hanno cominciato la loro esperienza con un dibattito sulla sana alimentazione e la cura del proprio corpo e dopo la teoria è stata la volta della pratica, con i ragazzi coinvolti in una merenda a base di frutta e biscotti integrali. 3 invece sono state le discipline sportive in cui si sono cimentati, ad iniziare dal karate con un maestro d'eccezione, il nono dan Luciano Ruffato, per continuare poi con gli sport di squadra come la pallamano e il tamburello. Un'escursione lungo Brenta è stata invece l'attività centrale della giornata dello sport per gli allievi dei corsi di benessere che Irigem organizza nella sua sede di Bassano. Una full immersion nella natura del nostro territorio che ha permesso a molti ragazzi di conoscere percorsi a loro ancora sconosciuti e praticare un'attività fisica semplice quanto benefica. Abbiamo deciso di fare questo giro sia per farlo conoscere ai ragazzi, ci sono ragazzi di Bassano ma anche ragazzi fuori da Bassano, e anche per far loro un po' di movimento. Molti di loro non fanno nulla e quindi per far fare un po' di movimento all'aria aperta e anche stare insieme in gruppo. Rafforzare il senso di gruppo, migliorare la conoscenza e il rispetto del proprio corpo e sensibilizzare alla sana alimentazione. Questi dunque gli obiettivi delle giornate dello sport che ancora una volta hanno visto protagonisti gli allievi dell'ente di formazione Irigem.